Pallavolo Motta vince 3-0 contro Sil Volley, forse una delle partite più belle che abbiamo visto fino ad ora. Cosa sono stati secondo te i vostri punti di forza? Il punto di forza nostro di oggi è stato che abbiamo difeso bene, abbiamo fatto un buon cambio palla e niente, soprattutto muro difesa, lavoro di muro difesa è andato molto bene. Si è visto perché sta settimana ci abbiamo lavorato tanto, la scorsa partita abbiamo un po' sofferto anche se abbiamo vinto 3-1 contro Padova, però comunque stasera abbiamo portato a casa la vittoria, quindi è una cosa buona. Forse un altro elemento è stato il fatto che avete fatto vedere una continuità e pochi errori, anche e soprattutto in battuta, siete stati molto efficienti. Sì, come dicevo, durante la settimana abbiamo lavorato tanto su questo fatto. Sapevamo che Sil Volley avrebbe giocato, perché obiettivamente ha giocato, però noi abbiamo fatto quel qualcosa in più. In battuta il mister già da inizio partita ci aveva detto di provare a forzarla, però ovviamente quando avremo fatto errori, cioè di cercare di gestirla, ecco. Quindi niente, è andata molto bene pure quella, pure la battuta. Questa è la seconda vittoria consecutiva, la prossima partita è contro Mestrino, si cerca il tris. Dobbiamo cercare di essere il più continui possibile, perché adesso, dalla prossima settimana, riprenderemo pure Luca, sicuramente, che è un elemento che ci manca, e niente, dobbiamo cercare di lavorare in palestra, essere continui, e poi i risultati arriveranno.